Allora, proviamo a fare un po' di chiarezza su una questione affascinante. C'è una data, il 25 aprile, che per molti in Italia ha un significato ben preciso. Eppure in Veneto questa stessa data racconta due storie. Due storie completamente diverse. È come se in un solo giorno convivessero due anime. Una nazionale, abbastanza recente, e una regionale, che ha più di 1000 anni. E queste due anime, in un certo senso, si contendono il cuore e l'identità di questa terra. Ed eccoci subito al cuore del problema, o meglio della dualità. Da una parte c'è la festa della liberazione, un pilastro della nostra Repubblica, che celebra un momento fondamentale della storia del Novecento. Dall'altra invece c'è la festa di San Marco, una ricorrenza le cui origini, pensate un po', si perdono nell'Alto Medioevo, legata a doppio filo con la storia della Serenissima. Insomma, due feste, una sola data, e due visioni del mondo che si incontrano. Ok, per orientarci in questa complessità seguiremo un percorso in 5 tappe. Prima di tutto cercheremo di capire come queste due feste convivono. Poi scaveremo a fondo, fino alle radici del leone di San Marco, per capire da dove viene tutta la sua forza simbolica. Vedremo come questo simbolo antico sia trasformato in una bandiera politica moderna, analizzeremo le ragioni di chi chiede più autonomia e alla fine proveremo a interrogarci sul futuro di questa identità così contesa. Bene, partiamo dall'inizio, anzi, dalle radici del mito, perché la storia del leone di San Marco non è soltanto una bella leggenda, una storia di fede, è stata una vera e propria operazione di Stato, pensata e realizzata in modo geniale, che ha praticamente forgiato il destino di Venezia per più di un millennio. Chi di noi non conosce questa immagine? Il leone alato che dall'alto della sua colonna domina Piazza San Marco. Certo, è uno dei simboli più famosi al mondo, l'icona stessa di Venezia. Ma fidatevi, dietro questa immagine da cartolina c'è molto, ma molto di più. Per trovare una risposta dobbiamo fare un bel salto indietro nel tempo. Dobbiamo andare alle origini sacre di tutto questo, a un patto quasi leggendario tra una città che stava nascendo e il suo santo protettore. Tutto, ma proprio tutto, comincia con queste parole, con una profezia. La leggenda racconta che un angelo apparso a San Marco Evangelista sotto forma di leone alato mentre era naufrago in laguna gli disse proprio così. Gli stava preannunciando che, un giorno, il suo corpo avrebbe trovato pace eterna proprio in quella terra fangosa. E quella profezia, si è avverata. Ma non per magia, Siamo nell'828 d.C. Due mercanti veneziani compiono un'impresa che ha del rocambolesco. Rubano letteralmente le reliquie di San Marco da Alessandria d'Egitto. Ma attenzione, non fu solo un gesto di devozione. Fu un colpo da maestri della geopolitica. Avere le spoglie di un evangelista voleva dire per la giovane Venezia sganciarsi dall'influenza di Bisanzio e mettersi quasi al pari di Roma. Fondava la sua indipendenza. E tutto questo ci porta dritti alla data del 25 aprile. Perché se nel resto d'Italia è la festa della liberazione, per Venezia e per tutto il Veneto questa data è un concentrato pazzesco di significati storici, religiosi e culturali che vengono da molto molto più lontano. Guardate questo allineamento, è quasi astrale. Il 25 aprile del 68 d.C. è la data del martirio di San Marco. Passano i secoli, arriviamo al 1094. Sempre il 25 aprile, durante la cerimonia di consacrazione della nuova basilica, le sue reliquie, che si pensavano perse, riappaiono miracolosamente da una colonna. E, come se non bastasse, quello stesso giorno, la basilica, il cuore pulsante dello Stato, viene consacrata. Una serie di coincidenze che ha saldato per sempre questa data al santo e alla città. E il risultato qual è? Che per più di 1100 anni il 25 aprile non è stato un giorno come un altro. Era il Natale nazionale della Repubblica di Venezia, la festa più importante e solenne dello Stato. E il simbolo di tutto questo, ovviamente, è lui, il leone di San Marco. Ok, ma perché un leone? E per di più alato. Allora, la simbologia cristiana è abbastanza chiara. Il Vangelo di San Marco inizia con la voce di Giovanni Battista che grida nel deserto, un'immagine potente subito associata al ruggito del leone. Le ali poi simboleggiano l'ascesa spirituale. Ma Venezia, che è sempre stata molto concreta, ci aggiunge del suo. Quelle ali diventano anche il simbolo della potenza del suo stato, della sua ambizione che vola sui mari e sul mondo. E così, un passo alla volta, il simbolo del santo si fonde. Diventa una cosa sola con il simbolo dello Stato. Il leone diventa il sigillo ufficiale della Repubblica Serenissima. La sua firma su ogni nave, su ogni palazzo, in ogni territorio conquistato. Che però non è solo un'immagine, un logo.
È un simbolo vivo che rappresenta lo Stato e la cosa incredibile è che la sua stessa immagine cambiava a seconda del messaggio che la Repubblica voleva mandare al resto del mondo. E qui la cosa si fa davvero affascinante, perché impariamo a leggere il leone. Se il leone teneva il libro aperto con la famosa scritta Pax Tibi Marce, il messaggio era chiaro, la Serenissima in pace. Ma se il libro era chiuso e la spada era alzata, il messaggio cambiava radicalmente. Venezia era pronta alla guerra. Perfino le zampe avevano un significato, indicando il dominio sia sul mare che sulla terraferma. Un sistema di comunicazione visiva incredibilmente efficace. E qui arriviamo a un punto cruciale. Se pensiamo che il leone sia un simbolo solo di Venezia città, ci sbagliamo di grosso. La sua presenza va ben oltre la laguna e serve a unire un territorio enorme sotto un'unica bandiera. Prendiamo Verona, per esempio. Per secoli la terraferma veneta era stata un continuo campo di battaglia tra le varie signorie. Quando arriva a Venezia e piazza la colonna con il leone marciano nel cuore della città, non sta facendo un'operazione di arredo urbano, sta mandando un messaggio potentissimo. Le guerre tra di voi sono finite. Adesso qui comandano la legge e la pace di Venezia, la famosa Pax Veneta. E lo stesso discorso vale per Padova, per Vicenza, per tutte le città dello Stato da terra. Il leone diventava il promemoria visibile dell'appartenenza a un sistema che, nel bene e nel male, garantiva ordine e buon governo. Ogni persona, alzando gli occhi, sapeva di far parte di qualcosa di più grande. Ma accanto alla grande storia con la S maiuscola, quella dello Stato e del potere, il 25 aprile in Veneto vive anche in una tradizione popolare, intima e dolcissima, la festa del Bocolo. La leggenda, bellissima, parla di un amore impossibile tra la nobile Maria e il trovatore Tancredi. Lui, per farsi accettare dal padre di lei, parte a combattere contro i Mori. Viene ferito a morte, cade su un roseto e, prima di morire, intinge un bocciolo bianco nel suo sangue e lo affida a un compagno perché lo porti alla sua amata. Ecco perché, da allora, ogni 25 aprile, gli uomini regalano un bocciolo di rosa rossa alla donna che amano. È un simbolo d'amore eterno. E ancora oggi, in questo giorno, regalare un bocciolo di rosa rossa è un gesto che lega la festa all'amore, alla famiglia, dimostrando quanto questa data sia profondamente radicata nel tessuto sociale. E adesso facciamo un salto temporale. Lasciamo la Serenissima e arriviamo ai giorni nostri. Vediamo come quell'antico simbolo e quella festa millenaria sono stati riscoperti, reinterpretati e alla fine trasformati in una potente bandiera da parte dei movimenti politici regionalistici. Questa timeline ci dà un'idea, del suo arco di vita, dalla sua nascita quasi leggendaria nel 697 alla sua massima espansione nel 400 fino a quello che è stato un vero e proprio trauma, il 1797. Quell'anno Napoleone Bonaparte ha messo la parola fine a 11 secoli di storia. E la caduta della Serenissima è la ferita originaria, il punto da cui parte gran parte del racconto venetista di oggi. E dopo il 1797 cosa succede? Il Veneto passa di mano in mano come una pedina fino ad arrivare a un altro momento chiave, l'unione con il neonato Regno d'Italia. Un processo che, secondo i regionalisti, è stato tutt'altro che trasparente. Ma prima c'è un episodio importantissimo, il 1848. Sotto la guida di Daniele Manin, Venezia insorge e proclama di nuovo la Repubblica di San Marco. Certo, dura poco più di un anno, ma dimostra una cosa fondamentale, che l'idea di autogoverno, di indipendenza, non era per niente morta con la Serenissima. E così arriviamo al 1866, l'anno del plebiscito che sancisce l'annessione del Veneto all'Italia. Per la storia ufficiale è il culmine del Risorgimento. Per i movimenti venetisti invece è la grande truffa. Contestano tutto, le modalità del voto, la sua validità, la sua legittimità. Lo considerano un atto di annessione forzata, non una libera scelta del popolo. Questa cronologia moderna ci fa vedere proprio come i significati si siano sovrapposti. Nel 1797 la storia della Serenissima si interrompe bruscamente. Nel 1945 il 25 aprile acquista un significato tutto nuovo, nazionale. Ma la memoria veneta non scompare, anzi, riemerge con forza. Nel 2007 la Regione Veneto riconosce ufficialmente la festa del popolo veneto e nel 2017 questa spinta identitaria porta a un referendum sull'autonomia.
Bene, abbiamo fatto tutto questo percorso e adesso possiamo finalmente tornare al punto di partenza, a quel messaggio. Con tutto questo contesto storico, politico, cosa significa davvero buon 25 aprile detto da un indipendentista veneto? La risposta è che non è un augurio, no, è molto di più. È un atto di riappropriazione, è una sfida. Per loro il 25 aprile non celebra una liberazione per unirsi all'Italia, anzi è l'esatto contrario. È un promemoria del fatto che il Veneto, dal loro punto di vista, è solo passato da un'occupazione all'altra fino all'annessione del 1866. Stanno usando il linguaggio della liberazione per invocare la loro liberazione dallo Stato italiano. È un modo per dire: la vostra festa non ci appartiene, la nostra di liberazione deve ancora arrivare. E la posizione di quest'ala più radicale è chiarissima, e questa citazione lo dimostra senza mezzi termini. Per loro il percorso dell'autonomia, così come è stato gestito finora, viene considerato una farsa, un processo lento e inefficace, che secondo loro non porterà mai a dei risultati concreti e tangibili per la regione. E questo numero è un po' il perno di tutta la loro argomentazione economica. Secondo le stime riportate da questi movimenti, questa sarebbe la cifra del residuo fiscale annuale. In parole povere, la differenza tra quante tasse il Veneto paga allo Stato centrale e quanti soldi poi lo Stato spende per i servizi sul territorio veneto. E così arriviamo al punto finale della nostra analisi. Quello che emerge è che il 25 aprile in Veneto è davvero lo specchio di un'identità divisa, contesa, sospesa tra una storia nazionale condivisa e una memoria regionale fortissima, con un futuro che, onestamente, sembra ancora tutto da scrivere. E questa immagine, è perfetta per riassumere la spaccatura. Da un lato abbiamo la narrazione istituzionale italiana, il tricolore, la Costituzione, la liberazione dal nazifascismo, l'unità del paese. Dall'altro la narrazione identitaria veneta, il leone di San Marco, la storia millenaria, l'autogoverno, la difesa della propria specificità. Sono due racconti paralleli che in questo giorno si trovano faccia a faccia. Per chi si riconosce in questa visione, il 25 aprile è quasi il Natale nazionale veneto. E perché? I motivi sono fondamentalmente 4. Primo, ricorda oltre 1000 anni di indipendenza. Secondo, sottolinea un'identità che esiste da molto prima dell'Italia. Terzo, afferma una specificità culturale e linguistica. E quarto, richiama il mito della Serenissima come un modello di buon governo a cui ispirarsi. Quindi la prossima volta che ci troviamo di fronte a questa bandiera che sventola o che passeggiamo sotto un leone di San Marco, sapremo che non stiamo solo guardando un reperto storico, stiamo osservando il simbolo vivo di un'identità complessa, di una memoria profonda e di un popolo che, festeggiando il suo santo patrono, in fondo festeggia se stesso. Buona festa di San Marco, buona festa del popolo veneto!